Sera, oggi c'è stata una signora qui in strada che ha avuto tantissimo da ridire del fatto che io avessi un camper e mi ha detto che li erano già andati a rubare nel negozio e per il fatto che avessi un cane pericoloso. Allora all'inizio pensavo fosse una tu, no? Perché cane pericoloso, che è il soprannome per i deficienti che gli ho dato il mio cane, e invece no, insisteva, tanto insistito che niente, ho iniziato a urlare, bestemmiare in tutte le lingue e dopodiché sono andato dai carabinieri a denunciarla. Mm, mm, mm. Eh sì, perché credo di avere un nido di ragni. Pensati, oh, no? Un pensa al nido. Ah, che bello, il nido di uccellini, passerotti, no? Che bello, tipo Biancaneve, no? Nel boschetto, una merda. Dei ragni lì. Ho visto schifo di arachidi qua, gialli, trasparenti, là, che mi va in giro per il camper. Buongiorno, clima Veneto. Pollice verde. Oh, guardi, l'esala è prima mattina che fa il business, vedi tu che le devo fare i sesti del business, no? E avrei tanto voluto dire gli compro una segretaria, però no, dopo avrebbero fuori i commenti che è sessismo, capisci? Però una cosa, vorrei veramente ricordare caldamente, e soprattutto anche ai bambini, no? Che pareti per dire caca e tete si prendono un sacco di parolacce, no? Che la volgarità, ricordatelo sempre, sta nelle orecchie di chi ascolta e negli occhi di chi guarda, ok? Quindi io nel dire Gheregà è una segretaria non c'è alcuna forma di sessismo. Cioè la forma di sessismo, come l'omofobia e tante altre cose, le provi tu, cioè no tu, proprio tu, ma nel senso tu che accusi me, in quanto io non ho questi sensi di colpa, non ho queste emozioni negative che possono essere anche vendetta quando parli di un qualcosa, eccetera. No, assolutamente no, è semplicemente un... Pertanto ragazzo che mi hai rovinato la battuta, te sì sessista. Sessismo a parte, sarò il primo ad inaugurare la nuova stanza dei giochi di Mirko. Nulla di che non te pensi a robe e sfumature del grigio e che forse è là, no, no, assolutamente, a stanza dei giochi, nel senso, il capannone per fare i mestieri, guarda che roba, in mezzo a natura, guarda, cioè lì chi paga per andare in teare e camper in mezzo al verde costerato per terra e guarda qua, te anche il servizio relax incluso. Attento invece a non sbagliare strada, se no te trovi in mezzo alle nutrie. No, un Camillo. È ancora tutto work in progress, volevo farti vedere questa ultra anteprima, questa beta, questo prototipo, questa esclusività. Fa come con te ieri teenager, no? Ok? Che avevi i tuoi primi rapporti, magari con la fidanzatina, no? Che avevi appena conosciuto, e insomma, dopo ritorni, no? A riconoscerla, no? Per rivivere questa, non tanto l'atto sessuale, ma questa esclusività, e io ti dice, no? Insomma, gliene passai altri 3-4. Cosa combiniamo insomma oggi, ragazzo? Perché in fondo questa è anche una rubrica, no? Il veder crescere uno dei personaggi, insomma, seppur materiale, seppur robotico, seppur in qualche modo morto, nel senso non pulsante, che bla 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 singano taglia, 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 sì ok, che è il Pullmin. Abbiamo varie cose a parte il culo del Mirko. Spoiler, cambiamo le batterie della Dissetec da quelle economiche a quelle pro. Molti hanno chiesto qual è sta differenza tra le economiche e le pro. Passerà Diego e si spiegherà il tutto per bene. Poi 2 o 3 lavoretti del casso che mi arrangio io, più che altro mi serve a volte sei la compagnia per dedicare del tempo e della voglia a fare le cose. Si installerà anche il DC-DC della DS Tech da 60 A, quindi passeremo dai 30 ai 60, ma vabbè, non voglio spoilerare tutto, quindi i dettagli a dopo. Diciamo che lo metteremo con interruttore in modo tale che decido io se attivarlo oppure no. E iniziamo. Dove chiese più o meno posizionato, quindi più o Sì, meno questa è la parte più penosa di Pullmin, Sì. che ogni volta ci fa veramente impazzire. Praticamente c'è questo mobiletto da ricomporre che non sappiamo mai come cavolo rimetterlo. Allora gli abbiamo fatto un sacco di video, fotografie e messo i segni con lo scotch. Step 2, Mirko sta preparando dei cavi più adeguati al nuovo DC-DC. Diciamo che quelli di prima erano proprio, diciamo, ciucciati per il 30 A, adesso si cambia il tutto. Bravo, esatto, vedi che è servito a fare matematica a scuola, si prepara il tutto per il 60. Addio DC da 30. Ho sfrattato il mio amico cane.
povero amico cane. Nel frattempo con Valerio stiamo risolvendo il maledettissimo problema di quei pizzi, i ganzi per le porte, ok? Che quando tu lo vai a comprare nuovo è talmente duro, ma talmente duro che ti resta la parete del camper in mano. Allora, abbiamo deciso di continuare con il foro in modo tale da uscire per dentro. Questo è il ripostiglio dove metto le coperte del cane, quindi anche esteticamente non succederebbe nulla. E Valerio mi ha fatto questa piastrina in alluminio alla quale, esatto, metteremo vite e bullone, tac. Sì, giustamente, se adesso è super attaccato di qua, si stacca di là, quindi sempre sfruttando Valerio stiamo mettendo non più la placca ma delle mega rondelle all'interno, ok, col dado, quindi abbiamo il massimo della sicurezza da tutte e due le parti. E così approfittiamo, ti faccio vedere cosa ho messo dentro la portiera per l'isolamento, ok? Ne avevamo già parlato, ma magari non tutti si guardano giustamente tutte le puntate. Questo si chiama Armaflex. Costa l'ira di Dio, è un materiale diciamo spugnoso che serve a difendere l'ambiente, le pareti dall'umidità, dal caldo, dal freddo e addirittura anche dai rumori. Adesso non mi ricordo, diciamo che se ti ordini un foglio sono sulle 70 euro, tipo 2 metri per 1 metro, una cosa del genere. Perfetto, ora puoi anche ballarci sopra. E volevo farti vedere l'Armaflex, ok? Quindi vedi, semplicemente è anche biadesivo, ok? Lo vendono anche biadesivo. Io non gli ho staccato e ho fatto bene quella volta la parte biadesiva e lo puoi inserire semplicemente così ad incastro. Aspetta una roba, guarda, non te ne ho visto. Pulmin ritirato nuovo dopo l'incidente, tutta affiancata nuova, guarda che misteri, guarda tutto fino a fine, e anche il paraurti, vedi che era tutto strusciato eccetera, tutto nuovo. Guarda che roba. Purtroppo solo che è il lato destro, ma là perché sostamona mi puoi dire che il carrosser fa anche dall'altra parte? Non tiri due fettini. La faccia dei cavi grossi, siamo dei tubi dell'acqua. Là. Installazione del secondo lampadario. È come quello che era stato montato dietro, ti ricordi? Quello a luce neutra. Ariola. Luce one. Abilitata. Sì, non è che impazzisca per i touch, però ormai inventano tutte ste cagate qua. Più questa. Sostituzione della vecchia retrocamera, in questo caso frontocamera tarocca, con quella famosa Sony che ci ha gentilmente offerto la HaloView. Sfoltimento cavi. No, abbiamo deciso di mettere la retrocamera, quella posteriore che dall'alto vede verso il basso, ok, quella della HaloView wireless a destra, e a sinistra la vecchia sempre HaloView con lente Sony, che è quella che guarda avanti. Metti succede qualcosa, ma a volte anche delle alluvioni, è già successo, ti ricordi quella volta qua da Mirko che era tutto sott'acqua, no? Per farti un esempio, giusto per spostarti di quei 30 metri, poi scendi, togli l'oscurante, lo butti dentro la buona e vai via, hai capito? Ti salva la vita. Ovviamente anche quella sotto pulsante, con lo stesso pulsantino le attiviamo automaticamente e le disattiviamo tutte e due contemporaneamente. Eccola là, come volevo, tutte e due, ok, che funzionano contemporaneamente. Attento, perdona le riprese, ma va bene così. Spegniamo, tac, guarda, si è spenta una, si è spenta due, riaccendo, occhio, tac, si è accesa una, coi sottempi questa, ed eccola, funziona, è la parte davanti, e si è accesa due, tac, quella dietro, perfetto, ultra perfetto, stra figata, bravo. Sì, basta poco per avere la casa ribaltata. Spoiler, due spoiler, doppio spoiler, cioè la letton sia davanti che da dietro. No, faccio queste clip che possono sembrare stupidi, inutili, insignificanti, ma a molta gente interessano, no? A molti, diciamo, che hanno l'hobby del camper, non solo inteso come il viaggiare, ma proprio nel senso come curarlo, arricchirlo di accessori, eccetera, eccetera, no? Quindi questa cosa può interessare. Può interessare il fatto che, vabbè, allora anticipo che domani montiamo le 400 Ampere Pro della DS Tech con il DC-DC da 60, però vabbè, vediamo tutto domani con calma. Le domande che mi avete fatto nel tempo le girerò a Diego della DS Tech, quindi avremo una cosa abbastanza più approfondita, una sorta di puntata finale sulle litio. Però voglio anche aggiungere, nella serie un po', no, per carità non me ne lamento assolutamente, ma è un po' il piove sul bagnato, che dopo che sono riuscito ad avere questo mega ultra impianto di litio con i super pannelli, il generatore integrato che carica a 60 Ah,
E ho cambiato tutte e due le luci, vedi, eccole qua, ho tutte le due luci a LED neutro che consumano molto meno delle altre, probabilmente perché gli hanno fatto, guarda, sta specie, non so, di plastica davanti che disperge, diciamo distribuisce molto bene la luce, perché in realtà dentro non c'è veramente un cazzo di LED, c'è sicuramente pochissime lampadine LED, però fanno giorno, oh, incredibilmente, il risultato finale fanno giorno. E poi, velocissimo perché è pronto il tè, il nuovo MacBook Pro M1 mi consuma, non dico la metà, attaccato al monitor, però quasi la metà rispetto al MacBook Pro di prima. Cioè, qua siamo a 5 ampere e qualcosa, mentre prima con riscaldamento arrivavi anche a 12. Che bello fare sti video per uscire dalla doccia con la maglia della salute, ma adesso ci ho pensato, no, ma veramente adoro sta roba, adoro sta leggerezza, perché andiamo un po' oltre la libertà, o meglio, insomma, andiamo a toccare certe specificità della libertà, certe, diciamo, determinati tipi di libertà, che in questo caso è la leggerezza. Anche la leggerezza è una libertà, no? In questo caso, insomma, non sei proprio però la grande libertà perché uno così e ciapa e fa un video con maglietta della salute, no, però è una leggerezza che ti consente veramente di vivere una vita secondo me fantastica, dopo per carità ognuno ha le sue. E cosa volevo dire? Sì, no, appunto sta roba può essere una cosa da poco, assolutamente insensata per un camperista, ok? Il fatto che tipo cambia computer e da 10 ampere circa gli consuma 5 non ha senso, però per me, che a parte vivere in camper, vabbè, ma a parte quello è il mio ufficio, ci lavoro tranquillo, a volte capita spesso 10 ore al giorno, tutti i giorni, a lavorare, a fare grafiche, siti internet, eccetera, col computer, quindi tutte quelle ore con consumo di 12 ampere o piuttosto di 5-6 ampere, capirai che alla fine stringi stringi è come se io non avessi più 400 ampere di litio ma 800 ampere di litio, perché è come la vita, no? Quando ti dico il discorso dei soldi, no? Che te l'ho spiegata più volte sta cosa, perché secondo me è importante. C'è la fame e il cibo che entra, anche con l'energia è la stessa cosa, un po' come i soldi, come la vita. Io non lo so come va il mio lavoro, probabilmente forse io lavoro anche poco, però in base alle entrate io mi sento infinitamente più che benestante, perché oltre a guadagnare tantissimo rispetto a quello che consumo, attenzione rispetto a quello che consumo, non ho neanche più desideri, l'unico grande desiderio era la bici elettrica e il Mac finale, cioè perché l'i9 non mi aveva proprio convinto al massimo, l'M1, il Pro 16, quello decisamente sì. Quindi ora di materiale che cazzo posso desiderare? Niente. E ho anche sta stranezza che a me piace fare i giretti fuori porta, cioè potrei tipo adesso prendere e andare in Portogallo o altre parti, ma sinceramente non ho voglia, non vuol dire che un giorno non lo farò. Cioè, come ho fatto 10 stati in 2 mesi con Giovanni quella volta, sicuramente andrò in Portogallo e al 1000% anche in Scozia, però per il momento no. E questo accontentarsi, Italia, scusami se ti faccio questa puntata qua, però secondo me è veramente importante perché giriamo sempre attorno ai pilastri di questo canale, ossia attorno al succo di quello che io veramente vorrei tramandare, non le cagate del camper, le batterie, tutte quelle cose là, che per carità sì sono accessori, ma sono cose, capirai, assolutamente secondarie, no? Nella vita di un uomo. E questo accontentarsi, credimi, è la chiave. Ne parlò anche Tiziano Terzani, adesso non mi ricordo in quale dei suoi libri, ma parlava di questa differenza tra l'essere felici e l'essere contenti. Questa sorta di... È meglio di uno stato di nirvana l'accontentarsi, perché c'è sì questa sorta di senso di raggiungimento, di completezza, di traguardo, ma anche di pace, no? Di solito quando fai un traguardo dici, wow, invece no, c'è questa pace che ti spalma questo senso di traguardo in tutte le ore di tutta la giornata, di tutta la settimana, di tutti i mesi, di tutta la vita. È una cosa veramente che purtroppo non credo ci sia una formula della serie che dice a uno guarda, pensa questo, fai quello e domani di sicuro arrivi a dove sono arrivato io a avere queste percezioni, hai capito? Però secondo me sono cose che, sai, te le senti dire una volta, due, tre, magari provi a immedesimarti anche in me, in quello che sto vivendo, in come te le sto vivendo, come te le sto raccontando e magari poi
a tempo perso così per giocare, magari anche le provi, oltre che con l'immaginazione, ma anche con la pratica, e dirai, cazzo, Singon aveva ragione, no? Magari non è la mia strada definitiva, non è la mia fine, ma è comunque una strada da percorrere, interessante da provare, costruttiva, e via discorrendo. Buon, ciao Italia, alla prossima. Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare.